Buonasera a tutti. Isa e Nendusia con sul linguaggio dei segni, che c'è qualcuno che ha dei problemi di intendi, di origa, e di voi si può essere in noi innanzi. Va bene? Oh, bene, Deo si uianai che se meda contento che sia venuto in noi questa meria, i sennoras e i sennorisi, e si uianai che questo attovio è organizzato grazie all'aggiuto del Ministero della Cultura italiano, dell'assessorato alla cultura della Regione Sarda, del suo Comune Castello e della Fondazione Sardegna. Oltre ai sponsor ufficiali che hanno sostegno, che si sostengono sempre, questa cosa è organizzata, questo attività di oggi è organizzato grazie al suo comitato del suo villaggio dei pescatori di noi di Giorgino e poi c'è aggiunto di meda persone che mi hanno donato a mano, che hanno donato a mano per poter realizzare questa cosa che è un po' complicata. Mi devo sicuramente fare un ringraziamento particolare a Gabriella Billi e a Mariano Billi che hanno aiutato me e stanno aiutando noi lo sappiamo ancora, e poi a Angelo Bisano, no? Che ha praticamente coordinato tutta questa attività. Bene, su chi si occupa di riprese fotografiche è in fondo e in Antarreda Mahmoud. Sa che si occupa di questa fotografia è Barbara Pacifico, Reda è egiziano ma è in trasferiano in Sardegna, Barbara è argentina e Saburu ad Atterrao in Sardegna. Sul programma stiamo presentando oggi uno spartito scritto desileso, faccia su 1850-1860, un spartito eccezionale, del quale si nanta questioni autori, un spartito di 32 pagine, a tutto de Balosardo, scritto da Luigi Silesu, su babbo dell'Ausilesu, e che poi è diventato una pubblicazione, anzi è stato pubblicato diverse volte in 800. E però poi questa cosa si perde, non si riconosceva più nulla. Una pariga di anni fa, Angelo Bisano, Bosano, insomma, Dante, esiste un spartito del Balosardo di 32 pagine, praticamente 20 minuti di musica, ma no, però su chi mi dà di fatta viri, non si dona 2.000 euro. 2.000 euro per tenere questa fotocopia. Porca miseria, è difficile. A questo punto ho fatto un pacchetto di investigazione, se su primo che si è aiutato e che è capitato dei sedori, su cui fu professore sul conservatorio dei Castelli, hanno dentro, però di affetti una fotocopia che è arrivata a pagina 15 o 16, insomma, che fu un pacchetto sbia di lavoro. E invece Alessandra Melisi, una collaboratrice dei Scandola, guardia sull'università ha adattato questa copia originale depositata sull'università di Castello. Questo è l'argomento di oggi. Allora, avete tagliato su sindaco di Castello e non poi venni, l'assessora alla cultura pure non poi venni, e Mariano Strazzeri, che è il presidente del suo comitato, Mariano vai su Gregeri, o vai un saluto da parte tua e da parte del suo sindaco. Ti tocca da. Va bene. Vabbè, il sindaco Massimo Ozzè, che aveva confermato che sarebbe venuto, purtroppo siccome è stata eletta da poco la città metropolitana ed è stato costretto a fare alcune riunioni per quanto riguarda appunto la città metropolitana e non è in condizione di essere presente oggi qua. Per cui mi ha detto di ringraziare Dante, Angelo, Mariale e tutti quanti che sono gli organizzatori reali di questa iniziativa, che magari ci sarà una prossima occasione per potersi vedere. Per quanto mi riguarda invece io, in quanto
presidente del comitato del quartiere Villaggio Pescatori, che insieme a Dante, a Angelo, ha voluto organizzare fortemente questa iniziativa, perché guardate, noi siamo come quartiere, siamo sempre ospitali con tutti, però a maggior ragione per questa iniziativa, per questo evento, che insomma, noi sono castellani e quindi sono stati istituzionali mera, però chiaramente ci fa molto piacere poter dare ospitalità a tutti quanti voi che siete cultori giustamente della nostra lingua, del nostro modo di fare, e peraltro oltre a ringraziare tutti quanti voi presenti, chiaramente dopo, come ben sapete, ci sono già i nostri collaboratori del comitato che stanno predisponendo anche un corno di frittura, per cui siamo proprio nel posto giusto per assaggiarsi poi un po' di pesce fritto. Vi ringrazio e buon lavoro di iniziativa, grazie a Dante. Grazie a Mariano Strazzeri, però ci teneusu Andrea Dettori, a Costiadivo Breseri, Andrea Dettori che è capo del gabinetto dell'assessore a cultura della regione Sarda. Andrea, questione seria serio, poi taga Laura, ti deputi tradusi un sull'IS, tu non sei campidanese, quindi adatta di appena appena. Va bene? Tanto, borvato su saluto dell'assessorato regionale della cultura e pubblica istruzione che tenete vinza la delega per Rosalimba Sarda. Va con augurios all'associazione Iscandola, a Dante e naturalmente vinza al comitato di Giorgino. L'associazione Iscandola è un'associazione sempre interessata, sempre a Sacchirca di tutte le questioni che pertoccano la Sardegna e mescamente della lingua e della musicalità della Sardegna. In un momento male, oggi l'ompier 40 anni. Barantano. Stanno portando sus augurios a chi tu in banta, a voi e al comitato di Giorgino, che ha organizzato questa bellissima iniziativa e auguri umani. Grazie a me. Grazie Andrea. Sicuramente che Luigi Sileso possiamo asseso, sicuramente che ci teneusu una flautista che veniva a suonare quest'opera di Sileso, teneva pazienza perché tu surrogavo, e veniva a suonare quest'opera di Sileso con suo flauto, sicuramente c'è una bicciocca che bada da suo bado di Sileso, che è funzionato a San Massesa, praticamente San Massi in noi è sul centro di questa attenzione. C'è Beatrice Muscasa che è sul sindaco e si occupa di qualcosa, naturalmente, che anche saluto. Beh, non ti, ma sta bene, bene. A costa via. Ciao. Saluti a tutti. Allora, la prima cosa che non siamo abituati a fare in Sadro e manca a fare a Vello. Quando tanti mi seriavo, mi invitai a questa manifestazione, ma dall'Oriao devo viaggiare a Intra questa festa e quindi non posso nai cannone. E mi piace bene questa cosa. Mi piace questa non scia che il bago dell'Ausilesio che è di sicuro musicista e quindi sia forza con questa sonata, quattro mouse, del pianoforte, un ballo che non spaccia prosa, mi ci applica un meta, questa musica mi piace, di quello che non lo comprendo, si giornava. E poi mi piace pure l'idea che Simona, che adesso viene a noi a suonare, e Simona è un prestigio per questa nostra isla. E non è sicuro per questa Sardegna, poi Simona è una professionista che riesce a portare questa musica sarda, questa nostra musica, e la portata forza, e quindi questo gli va di onore, fai onori a noi sicuro.
e poi tutto gusto, se prajoso meda di essere noi. Grazie. Bene, per non fare troppo questioni, però questa è obbligatoria, come si nada, no? Del rito. E Angelo Bisano accosti a Bei, e poi questione argomentosi. Angelo Bisano praticamente è subito chi mi ha segnalato questo partito desilesu, e poi a Savini, sicuramente che isso si presenta, però isso è laureato su Damus de Bologna, in sul ramo della musica, ha pagato dottorato in scienze umane a Suba delle tradizioni corsicanas, è stato uscente della scuola di Scandula e ci dai ad un omenai, la scuola della UNED di Scandula in quarto, negli anni 90, poi imparai la musica della UNED con la chitarra. Ha pubblicato medas articoli scientifici sulla questa situazione non fetti in Corsicana, ma in Sardegna pure, e poi ha fatto un libro meda bello, un libro fondamentale, Ballare in sardo. Bene, Angelo Pisano probabilmente, non ti conosco altro, Angelo Pisano è probabilmente l'unico in Sardegna che... Problema, sa? No. L'unico in Sardegna che riesce a trascrivere su un movimento, cioè che sia un movimento può essere riportato in segno su come si fa con la musica, no? A chi ne scrive su pentagramma, Ok, questo sistema si narra sistema Laban e isso da studiare è uno dei spaghi su chi vuole scrivere per esempio il ballo sardo puro con il sistema Laban. Angelo, in 10 minuti, ma strinto, si conta da la storia di questo documento che è incredibile, e però devo non avere per nulla, dai. Bene, grazie. Innanzitutto io vorrei tributare un ringraziamento a Dante perché, insomma, grazie a Scandula, come lui ha detto, ai suoi corsi ho potuto imparare tantissimo sulla musica delle Leonidas negli anni 90, grazie ai corsi di Massimo Nardi, che erano corsi in cui si analizzava molto, molto a fondo, grazie anche naturalmente sulla scorta del Benson, che Dante anche ha ripubblicato, sull'analisi, lo studio del Benson sulle Leonidas, e su quella scorta si analizzavano in profondità, insomma, la musica delle Leonidas, e grazie a quello che ho potuto avere uno sguardo un po' analitico su questa partitura. Quindi voglio ringraziare Dante anche per aver accettato di questa proposta, e subito, immediatamente, aver trovato subito, in modo incredibile, dopo una settimana mi ha richiamato che aveva trovato la partitura lì al signor Pittau, No, e poi dopo la biblioteca universitaria, lì la partitura l'ha trovata Alessandra, come stavi dicendo, e non ho capito ancora come ha fatto, perché io oggi stesso, questo pomeriggio, per curiosità, ho avuto accesso all'OPAC SBN, dove ci sono tutti, se digiti Luigi Silesu lo trovi, ma trovi la tua pubblicazione, cioè Scandula. Non si trova ancora. Ancora oggi non si trova la partitura originale, che pure era alla biblioteca di Cagliari, Comunale di Cagliari, è alla biblioteca Comunale di Cagliari. Bene, 4 cose e poi voglio dire anche, che a chi mi segnalò questa partitura fu Marcello Coffini. Marcello Coffini credo o era si trova ancora, forse ha cambiato lavoro, ma era pianista all'Accademia di Danza a Roma, quindi suonava per i danzatori, quindi esperto di musica per danza, e faceva delle ricerche soprattutto sulla musica ricercatore soprattutto esperto di musica tradizionale, diciamo folclorica, trascritta come questo ballo, trascritta in musica nel 700 e 800, che mi chiamò e mi disse: Angelo, devi vedere questa cosa perché è incredibile, sono 32 pagine, una cosa difficile, forse la partitura più grande, più lunga che c'è a livello sicuramente italiano, forse anche a livello europeo, la trascrizione di musica tradizionale, ok? Più grande, più estesa.
E quindi niente, taglio un sacco di passaggi e veniamo poi all'interesse. Dante giustamente ha detto che questa partitura fu composta, come ho detto io, negli anni 50, perché fu pubblicata molto probabilmente prima dell'89, così come dicono le fonti, no? Una fonte comunque pubblicata nel 94, se non sbaglio, Giacomilli, poi Furio mi corregge magari, sto dicendo qualcosa di storia, ma poi capirei perché poi l'indagine storica l'ha approfondita Furio, però è certamente stata scritta prima, perché c'è nell'858 la Gazzetta Popolare pubblicò un bando a premi, no? Un concorso a premi per una partitura di ballo sardo di 32 pagine, come quei concorsi che vengono fatti oggi, no? Per uno laureato insomma con minimo 28, 4 anni fa, e magari che non, alto 1,60 m e con gli occhiali, no? Queste cose molto aperte, diciamo. Perché la partitura è veramente di 32 pagine, arrivano a 33 con la copertina, quindi cioè veramente fatto apposta, quindi non c'è motivo di credere che non fosse in relazione a... quindi degli anni 50 dell'800. Per avere una testimonianza così diciamo interessante di Leonidas dobbiamo della musica delle Leonidas, perché di questo si tratta, anche se la partitura è per pianoforte. Dobbiamo aspettare gli anni 30 del Novecento con le prime registrazioni di Fisiomelis e poi i decenni successivi, e quindi anche Benson, eccetera. Quindi è una partitura di estrema importanza, anche se naturalmente non possiamo sapere, questo è quello che ho cercato di fare io, diciamo, fare un'analisi comparativa sulla scorta della conoscenza della musica per Leonidas che abbiamo oggi. Perché è evidente che si tratta di musica di Leonidas, perché soltanto la musica di Leonidas ha questo tipo di composizione progressiva, no? Composizione molto interessante, cioè non si torna mai, non ci sono mai i ritornelli, qualche volta si ripete una frase già detta, una nota già detta, già suonata, però non ci sono ritornelli, non c'è un ritornare a delle sezioni precedenti, si va sempre avanti, e quindi già questo ci parla di musica di Leonidas. Lo stile, non sto a menarla tanto per le lunghe, ma lo stile ci parla di musica per Leonidas. La prima frase è quella del Fiorassio, tutta la prima parte del ballo sta, con un paio di eccezioni se non sbaglio, dentro l'ambitus del Fiorassio, il concerto del Fiorassio. Sapete tutti, secondo me, accade cos'è un concerto, cos'è un Fiorassio, o quasi tutto. Insomma, c'è una leggera differenza in alcune frasi, leggera differenza come dire, sintattica, cioè le frasi sono organizzate in modo parzialmente diverso, ma credo che sia influente, diciamo. Non possiamo sapere, ovviamente, non tutto quello che c'è in questa partitura oggi lo ritroviamo nel repertorio alla Leonidas. Quindi non possiamo sapere quanto ci sia di intervento personale dell'autore, c'è di invenzione, che la musica è invenzione, anche nella tradizione c'è l'invenzione, no? Se non c'è invenzione la tradizione muore, quindi qualsiasi tradizione ha anche dell'invenzione, e in questo caso anche notevole, perché siamo in un ambito di musica molto raffinata, molto complessa, no? In cui c'è molto rapporto personale. E naturalmente vi invito, insomma, per capire bene i particolari dovete leggere il libro, comprare il libro e ascoltare la musica. Io credo che questa musica dovrebbe essere ascoltata molto, dovrebbero darla in radio, perché veramente credo che potrebbe essere un buon nutrimento anche per forse Giuseppe mi può dire se ho ragione, è un buono anche per i musicisti, no? Perché un nuovo repertorio musicale, nuovo, in alcuni casi vecchio, ma in molti casi anche nuovo, sconosciuto repertorio per la Leonidas o per tanti altri strumenti. Noi qui la suoniamo, è scritta per pianoforte, tra l'altro, quindi evidentemente si può suonare anche a pianoforte con qualsiasi strumento, e oggi verrà suonata anche da un flauto classico, tra l'altro. E niente, secondo me posso chiudere, l'ho presentato abbastanza, non so se devo dire altro. No, benissimo, benissimo. Lui ha parlato di composizione, è una composizione diciamo ex novo
o è la trascrizione? È questo che, beh, allora, certamente è musica tradizionale, quindi Luigi Silesu certamente ha attinto dal repertorio della musica tradizionale, questo è abbastanza evidente. Dopodiché lì ecco che è interessato la risposta, io cerco di darla nell'articolo, perché tra l'altro ci sono i testimoni dell'epoca, Giacomini, se non sbaglio proprio lui, parla di trascrizione la più fedele, perché c'erano altre trascrizioni, sono state altre trascrizioni di Palisani. Nell'Ottocento c'era un po' la moda, no? Non solo in Sardegna, non solo in Italia, il mondo colto, diciamo, non aveva la puzza sotto il naso come adesso, era più propenso, diciamo. Poi tra l'altro c'era epoca del nazionalismo, del romanticismo, di ricerca poi quindi c'erano trascrizioni, però normalmente erano molto più, e questa è una cosa anche interessante da dire, che volevo dire, e ringrazio il Signore, diciamo, erano normalmente delle trascrizioni, non sappiamo, delle suonate, dei balli molto più semplici, molto più superficiali, diciamo, no? Non erano così intensi come questo. E Giacomini dice la trascrizione forse è la più fedele. Ora, nel mondo colto, trascrizione vuol dire che io sto dando un mio apporto, non vuol dire come, diciamo, come facciamo noi oggi i musicologi, trascriviamo esattamente le cose, no? Non ha un senso etnomusicologico, vuol dire che sto dando un apporto, no? Però dice anche la più fedele, quindi non sappiamo esattamente, no? È per quello che io cerco così con gli elementi che ho di barcamenarmi per capire quanto può essere attinente, quanto può essere nella tradizione, quanto no, giusto per dare una chiave interpretativa. Grazie. Grazie a Angelo Bisano e ora veniamo a Marcello Furio Pili, Sestesu, a questo di non ti sta bene. E Marcello è questo che ha curato questa pubblicazione in pratica. Marcello Furio è Sestesu e ha studiato lettere classiche all'Università di Castello, ha fatto insegnanti del greco, del latino e del sciacomane cosa, e poi ha studiato sul Conservatorio di Castello e ha pagato la laurea in musica tradizionale a indirizzo strumentale la UNEDAS. Okay. Marcello appunto è il suo guardadore del suo libro e tende a barriga di cose curiose di si contai. Prego Marcello. Buonasera a tutti. Innanzitutto sono onoratissimo di essere qui. Questo è un posto bellissimo dove spesso si viene a passare momenti un po' speciali. Allora, questo l'ho portato ovviamente per mostrarlo, la copertina. Questa è la copertina della ristampa anastatica della partitura di Luigi Silesu. È un lavoro di Kip, diciamo che è stato molto bello il fatto che si possa tenere in mano il risultato di un lavoro di più persone che hanno collaborato da ogni punto di vista, a partire dai primi informatori di Angelo, le ricerche di Angelo, le ricerche di Alessandra. È presente Alessandra stasera? Sì? No, le ricerche di Alessandra. Poi io sono stato coinvolto da Dante, anche perché in quel periodo stavo curando altre pubblicazioni per Iscandola, di carattere musicologico, antropologico, su Benson, su Vice Benson. Quindi è stato un altro grandissimo onore per me partecipare a questo testo. Come curatore, dovevo inizialmente essere soltanto curatore. Poi c'era questo articolo da rivedere, un articolo già pubblicato molti anni fa, siccome sono un po' curioso per natura, non mi fermo mai alle prime cose, ho voluto cercare l'edizione originale di questo articolo e da lì sono arrivato a tantissimi altri articoli di giornali, quotidiani, riviste, periodici e ho avuto conferma di una cosa che era stata già pubblicata anni addietro, cioè del fatto che la musica di Luigi Silesu ha varcato i confini non soltanto dell'isola, ma bensì del continente europeo, nel senso che è approdato in Inghilterra. La musica di Silesu, che voi saprete fra poco, eseguita da Fabrizio Marchionni e da Simona, la flautista, è stata eseguita alla fine del 1800 nel teatro Prince of Wales, cioè Principe di Galles di Londra. È stata eseguita
perché è stata richiesta proprio dal direttore del teatro, tramite una lettera inviata a un rappresentante della cittadinanza di Cagliari, è stata richiesta la presenza di ballerini, o meglio di un maestro di ballo sardo, che insegnasse questa danza ai ballerini inglesi, in occasione di uno spettacolo che coinvolgeva musiche da tutto il mondo. Siamo a fine 800. Era un rappresentante dell'Arma, la persona a cui è stata indirizzata questa richiesta, e ha coinvolto un ballerino di Cagliari, Gaetano Moreno, che aveva sede nella zona di Piazza Gramsci, dell'attuale Piazza Gramsci. Però, leggendo gli articoli, qui è emerso che questo maestro, il signor Moreno, avrebbe dovuto insegnare il ballo sulla musica di Luigi Silesu, che era stata fatta prevenire a Londra qualche giorno prima. Quindi hanno inviato la musica, probabilmente i maestri, diciamo, pianisti del teatro hanno preso l'opera, hanno cominciato a eseguire, e poi è arrivato Gaetano Moreno per insegnare il ballo sardo al corpo di ballo del teatro. Tutto questo è stato riportato nei giornali dell'epoca, è tutto presente nel testo, quindi potete leggere tutte queste cose, ci sono molti dettagli interessanti. Dopo alcuni giorni è rientrato il maestro a Cagliari con grandissimi onori, riportando proprio il certificato di gratitudine che è stato rilasciato dal direttore del teatro, e quindi ha riportato, diciamo, la fama in Sardegna di Luigi Silesu e dei ballerini di Cagliari. Purtroppo io sono stato anche a Londra a cercare questo teatro. Al tempo ce n'erano 2 di teatri con questo nome, quindi non sappiamo in quale di 2, con certezza almeno, non sappiamo in quale di 2, io ho fatto delle ipotesi che leggerete nel testo, non sappiamo in quale di 2 teatri con certezza sia stato eseguito questo, e non sappiamo neanche l'occasione, non siamo certi neanche dell'occasione. Io ho sfogliato anche i quotidiani dell'epoca, proprio dei giorni in cui si svolgeva questa manifestazione, e non ho trovato niente di certo. Ho trovato una notizia in cui si parla di un'opera teatrale nei teatri del tempo, tra i quali personaggi vi era anche il sindaco di Fonni, e si parlava anche di una danza nella sala che ospitava questa festa. Quindi una supposizione, ma teniamola come tale, può essere appunto che magari questa danza sia stata eseguita, musicata dal vivo, ovviamente in occasione di questa rappresentazione. Ovviamente sono ipotesi, non abbiamo certezze, e come ho scritto al termine della mia ricerca, mi ripromettevo, ma invitando anche tutti quanti ad approfondire queste ricerche, perché i ricercatori, fortunatamente in Sardegna siamo ricchi, di ottimi ricercatori siamo ricchi, e quindi è possibile che un domani venga fuori qualcos'altro. Io chiudo qua, 2 notizie al volo, le ho indossate perché giustamente Dante mi ha informato che i tempi sarebbero stati stretti, e quindi ho indossato le notizie nuove che ho trovato, le ho sotto la giacca, e sono la firma di Luigi Silesu in un organo, e dietro nelle spalle invece mi sono fatto applicare l'immagine dell'organo suonato da Luigi Silesu. Quando dice arriva Sì, ho finito. Grazie a me da Marcello Fugli di esclusità di Xengotao. E storia di intendi sul ballo sardo sono a pianoforte. Fabrizio Marchioni de Pidessi in sala. Noi è venendo. Fabrizio Marchioni si presento. Allora, Fabrizio Marchioni è castellaio, è studiato sul Conservatorio di Castello, è diplomato organo, pianoforte, composizione e clavicembalo. Anzi, è già scappato, vieni qui. È docente sul Conservatorio di Castello di teoria ritmica e percezione della musica. Ha fatto medas pubblicazioni in paperi e in discusu, è uno dei artisti de formazione classica che Bruce sta accostiato alla musica sarda. De medas annos Iscandula collabora con Fabrizio Marchioni
E dicevo, me riconoscenti, se voi ho fatto questo traballo, come mi fu Marcello pure, è stato un traballo di varie persone, e Fabrizio Marchionni dati imparato da suonare e da registrare e non ho più nulla, ha fatto un regalo per questo traballo di noi. Fabrizio, a costa di papà, faccio presente, di una nuova frase su musicista puro. Tu hai scritto una cosa a Salvini del articolo che hai fatto tu hai scritto una cosa a Salvini del articolo che hai fatto sul libro, no? A proposito del fatto che questo documento non è stato valorizzato in Sardegna. Ti dà cosa? Sì. Pronto. Sì, ho scritto nella presentazione che sarebbe stato importante alla fine dell'Ottocento, quando in tutta Europa si andava in questa direzione, come ha ricordato Pisani, e cioè quella del recupero, della valorizzazione del patrimonio etnomusicale, anche in Sardegna si seguisse questa strada e questo brano, questa composizione di Silesu venisse presa come modello per permettere anche ai pianisti e agli strumentisti che purtroppo hanno pochi esempi di musica sarda di suonare la musica sarda. Io sono qui oggi proprio per un amore profondo verso la musica sarda, perché gli strumenti che ho scelto da bambino, l'organo, il clavicembalo, c'entravano poco con la musica sarda, però ho trovato anche attraverso questa composizione uno spunto per avvicinarmi ulteriormente e poter suonare anch'io con i miei strumenti le meravigliose nodas della musica sarda. Grazie Fabrizio. Tonio Spiga e Cristina. E Cristina degli bravo. Poi come tanto fatto in Principe di Galles in Londra, in noi c'è questa sonata fatta con il pianoforte, ma c'è due bravo ballerini che da badanta in sinterisi che Fabrizio e Sonedida. Si deve presentare Tonio Spiga è pesato, non teniamo su biberone, e non ballusardo, non musua, poi teniamo la situazione, quando si vienta meda sonata, insomma si pratica la musica sarda, e Tonio Spiga è diventato uno dei meglio rappresentanti del ballo sardo e a pari del ballo campidanese. E poi, ma due ci da fare, del Deus Cerriavo vai o corso della UNEDAS all'interno del programma di Scandula, e in 35 siamo iscritti già da primo dia, però firma sia che non c'è il logo, dai, se tocca affittare un locale in zona di Castello. Bene, invece sì. Cristina Deiana è una scienza di Tonio, del corso del Ballusardo, che Tonio ha fatto una marea di corsi del Ballusardo, meda vidas non avrà da scontai, e tanto su Tonio ha scelto a Cristina, si accompagna sempre quando va in lezioni, si accompagna con Cristina, poi va a bere come te sul vaso del Sommine e sul vaso del Salvemina. Prego, mettiamo fuoco alle danze.
brava Antonio, brava Cristina. Tenere pazienza, si deve aperti però sul Balosardo dura 20 minuti e io sono arrivato 28 minuti su questo, giusto così va, quindi non sa macchiare, comprende? Va bene, grazie a Meda e a tra volta, in modo che si convida dall'amministrazione comunale dei Sammassi, a fare via, genere decimali, no? Sul sindaco, tocca da cominciare a applicare impegno. Grazie a Meda, a tutti, grazie. In Salocatina e io faccio un po' di Bruno Gammetta, scritto Osonai Costruzione Unica. Bruno Gammetta è ecco, sul libro si vende di noi Forza, cosa del Ceo Fede, studanti delle vacchette sigarette, il suo libro è sul disco, con questa registrazione al pianoforte di Fabrizio Marchioni, e questa registrazione fatta a fisarmonica con Bruno Gammetta. Bruno Gammetta fu programmato bene noi, però c'è da esti de vago entramos a scuola, deve di passare del ruolo e sul Ministero che si fa corso di aggiornamento sul fini di gira a tratto di Almeria e alle notti. Quindi insomma no, tante, devo io voglio andare da Gammetta, no, però chi faccio assenza mi perde tutto il suo punteggio e non posso passare del ruolo. Quindi non dovrò, grazie a Bruno, posso vi ha fatto tanto, se non hai occasioni di rubare un'altra volta. Se io però non hai più fuori da giocare Bruno. Bruno si è diplomato in violoncello sul Conservatorio di Avignone con un maestro incredibile, bravissimo. Si è diplomato con su Massimo dei Votus e si è diplomato con la medaglia d'oro del Conservatorio francese, cioè è stato sul membro scienti del Conservatorio di Luxemburgo, San si è diplomato. Si deve dire un'altra cosa pure che è triste. Bruno, la passione sua è di essere vari insegnanti, però poi 35 anni non viene ancora riconosciuto sul diploma che ha fatto in Francia. La matematica si è in Europa e si è tutto da cantare, no? Dante riconosciuto sul diploma che hanno passato, io sono insegnando come insegnante di sostegno mesi scuola, però è entrato pure a insegnare in suo conservatorio, a insegnare organito, candidatura in opera, senza moneta di sudato, un po' da paese, quella già è servita, e poi si studiava su organito puro, su organito diatonico, e poi entravo sul conservatorio di Castello come docente di organito. Va bene. Questo fu di obbligatorio asedunaico Bruno tema il Volkswagen. E poi ci tenevo su questa eccellenza che si chiama Beatrice Susintico de San Massi. E ci tenevo praticamente salve autista che dinanzi a Simona Vitao, questo Vitao è un prodotto musicista, che come detto spiego, ma scoprendo un prodotto. Ok, Simona, ecco questo è l'esempio qua, e qui questo è a sapore di Nuccio Sciolo, lo siete struzzi, state ieri. Ascoltate, Simona Vitao ha studiato sul Conservatorio di Castello e nel 2017 è entrata a Sonai come flautista ufficiale in sua orchestra sinfonica di Vienna, non è di Basila, di Vienna. Io applicavo parte all'orchestra dei giovani di Gustav Mahler, fondata da Grado Alballo, ha suonato in festival e teatri più importanti dell'Europa, per esempio la BBC Bronx, in Royal Albert Hall, dopo questa nostra serie, poi che si attende questa rotazione di Trevolivre. E poi ha suonato in sul festival di Lucerna e poi ha suonato in su concerto che va, che sarebbe adesso la sala dei concerti di Amsterdam, in su Musikverein di Vienna,
professoressa de Blanco sull'Università di Musica e di Arti di Vienna e insegna sul conservatorio Claudio Monteverdi di Bolzano. Si basta, da questo è io ho dato un estratto di studio polizio sul curriculum di Simona, ma c'è un'altra cosa meravigliosa. Verago, Simona ha piegato un'altra laurea e un master sul Conservatorio Reale di Saia, dell'Aia, che non è Saggiarola, no? È l'Aia. E ha fatto una tesi di laurea a Suva e su Giulito Vegana. Con l'aiuto di Giuseppe Orro, che è qui in sala. Ho fatto la tesi con bene, naturalmente Elisa si trova sul tavolo desidero sul lato o a sezioni, tu a sezioni di Savura e poi vidi, cioè quando abbiamo proposto bene in noi a suonare questa cosa, questo ballo desiderio, e sa ma ne posso un gol a connada mia, può interpretare sul ballo questa danza orientale, e quindi, non messi d'accordo Elisa? Quando cominciate? Ok. E quindi noi esabili un'altra zamassesa, Elisa Nawal Serra. Nawal è un nome che si è scioperato da Isa, e Isa si è costruita questa danza orientale nel 2016, ha studiato con maestro italiano e internazionale, seguente Saad Ismail Wael Mansour. Reda, ho detto giusto? Più o meno. È proprio vero, sì. Poi, ha piegato parte a diverse situazioni del festival di danza, e poi si trova in Meluso e se ne andava in Egitto a Sugailo, in cui studiava sul folklore e il bando dell'Egitto e sul specialmente da canto Sugailo. A posti si piegava un diploma in su CSN, senti riconosciuto dei Sugoni, e ha cominciato a insegnare in Samazzai, insegnare danza orientale in Samazzai e in Serramanna, donando lezioni private e poi del gruppo. Bene, quindi ti vuoi sensi? Tu l'hai fatto? No, ma tenete presenti che tenevo su. Tenete presenti che tenevo a Laura Mura, che venia a Zibai. Tengo silenzio. Laura Frau, che venia a Zibai, sa traduzione in lis, dell'italiano e del Susanno Duro. Finza si andrà dettoria traduzione. Va bene, e poi noi sulla sausu sa scena a Simona e a Elisa, e cosa sia questa cosa. Va bene? Grazie.
Poi dorai grazie a Meda, a Simona e a Elisa per questa sorpresa che siamo fatto, veramente proprio oltre questo che non si vogliamo immaginare, manco di interpretazione del ballo fatto come te l'ha fatto Simona, ed si interpretava con la danza a stili orientali. Va bene. Allora, buonasera. Io vorrei ringraziare tantissimo di cuore a Dante per questa opportunità, poiché ho una bellissima occasione per approfondire questa tradizione cosa nostra. Dunque, grazie, devate mia e devate di Elisa. Io e Elisa ci tenevamo oggi anche a portare un pensiero, un contributo meditativo musicale, e vi facciamo un piccolo bis. E ci siamo, vogliamo dedicare la nostra prossima performance a tutte le persone che stanno soffrendo in questo momento, visto che è un periodo storico molto denso. Io suonerò un brano di Francis Poulenc che è stato scritto durante la Seconda Guerra Mondiale ed è un pezzo simbolico che vuole simboleggiare quanto la bellezza può essere importante e può anche resistere di fronte alla distruzione. Meda. Grazie a Meda. Bene, questa parte è finita, mentre presentazione è salvato di ascoltare sa musica, eccetera. Che vi un su programma, i moni già di una bitica sul ristoro che anche preparavo il corso su dei noi i responsabili dei noi del villaggio pescatori e a Bustisi c'è adesso un'altra parte e c'è stessa discoteca del Vallusaldo. Non si può già arrivi, ma questa discoteca del Vallusaldo ha avuto un'invenzione che ho fatto sul 97, poi castiando questa situazione in Sardegna ancora oggi non c'è un luogo accanto si possa andare a badare sul Vallusaldo, cioè uno che deve appreto di badare sul Vallusaldo l'esame Almeria a Imanda, che non sei iscritto al gruppo folcloristico, che non scisi Guaida accanto alla gente che sono sul Vallusaldo, non potevo badare sul Vallusaldo.
E tanto si fu partire questa idea in 97 di fondare questa discoteca del Balusardo, questa prima discoteca del Balusardo in suo mondo, dinanzi a Bella Rosa. E il tempo è subito successo, Santi Zagaus Cambas dopo Gira, non santi proprio, Santi arriva da Carabinieri, si arriva da Polizia, la Polizia Amministrativa, Campmela de Bosato su cui Curiente, dopo da secondo dia arriva da gente che è arrivata all'Europea, desastre, di tutta la Sardegna, poi che effettivamente è un disagio, ma tanto approfitto per un altro lavoro che è capo del gabinetto di questa assessorata cultura, cioè non già quel luogo che quando volzate la battaglia Balusardo, quando ti cambia per Balusardo, e questa è la cosa assurda, che andassi in Scozia, che andassi in Irlanda, andassi in Bretagna, andassi nei Paesi Baschi, la gente andava in discoteca e balla, mentre battagliavo sono in Sardegna, un pacchetto di musica civili, no? è musica santa, che non vorrei essere civili. Okay. Quindi non testa solo a noi, ci teniamo veramente artisti del livello, e io voglio cominciare il primo con Cosimo Lampis. Cosimo Lampis è stato presente di noi, poi di Foresa. Cosimo Lampis è un grandissimo batterista che ha suonato con Joe Cocker, che ha suonato con Jimi Hendrix, che ha suonato con l'osura del centro in gamba Arboresu, no? E vivi da Basilea e tengo a scuola di percussione in Basilea. E sta arrivando questo media ai due apposta che si libraggio troppo a bene a accompagnare sul Balusardo con sa batterista. Poi c'è Pietro Tanda che sono dalla Sorganita Tuttonesi, poi c'è Gianluca Vilasa che sono dalla Unedesa e c'è io Monco che sono su Balusardo. Quindi dopo questo spuntinerio che si rifà in fora, saluto da Sebino di una cosa, e poi si comincia su Balusardo a scalata, cioè a punti interventi. Grazie a me del Presidente.